Un po' in ritardo sulla tabella di marcia e sin da ora ci scusiamo con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Made in Italy, ma soprattutto con il prossimo ospite e con coloro che erano appunto in attesa di sentire la chiacchierata con questo artista, un cantante pop lirico, ovvero Antonio Guida. Benvenuto Antonio Guida a Made in Italy, l'intervista di Sandra Sassa. Ma buonasera a tutti, buonasera sia al direttore che a te Alessandra. Purtroppo però ci sono stati imprevisti, quindi veramente mandavamo insomma all'aria, diciamo la puntata, ma no, dai. E quindi stasera mi dispiace, contiamo sull'aiuto dei fedelissimi, e sugli imprevisti che si vedono i fedelissimi, dai. Esatto, però purtroppo il mixer mi ha lasciato l'ultimo, il microfono, insomma, il bello della diretta, però la voglia di far Made in Italy, di tornare in onda e di chiacchierare con voi artisti, anche per rispetto vostro delle case discografiche, naturalmente non potevamo, vi abbiamo fatto insomma aspettare un po', ma era giusto dare la parola a tutti, quindi ti chiedo scusa, naturalmente, chiedo scusa ai tuoi ascoltatori, ai tuoi fan. Allora, Antonio Guida, chi è Antonio Guida? Allora, Antonio Guida è un ragazzone ormai di 42 anni, belli che quasi suonati, tutti a 42, e niente, insomma, che nella vita vive di musica, o almeno ci prova, però ci riesce anche, perché ormai faccio il musicista professionista, sono 15 anni, e ringraziando il Dio ci riesco in tante sfumature, perché la musica sotto tante sfaccettature come insegnante, come direttore di coro, e poi non ultimo chiaramente con quello che riesco a dare con il dono che Madre Natura a sua volta mi ha dato, quindi con la mia voce. Chiaramente dimmi Alessandro. No, tu hai detto giustamente il dono che Madre Natura ti ha dato, ma tu hai sempre, quando eri piccino, adesso sei un uomo, sei ormai grande, non tutti hanno la capacità e appunto la dote, il dono di essere un cantante lirico. Quando hai percepito di aver avuto questo dono da parte di Madre Natura? Ma sai, insomma, erano gli anni 90, io sono generazione anni 90, dei furenti anni 90, quando non ancora esisteva il karaoke o quasi, insomma erano gli anni in cui Fiorello nei primi anni 90 stava lanciando questa nuova forma di stare insieme musicalmente, però tra noi ragazzi c'era ancora la chitarra, quindi ce la cavavamo qualcuno di noi a suonicchiare la chitarra e canta oggi, canta domani, sai, iniziai ad accorgermi di avere un po' una voce differente dagli altri, e così iniziai un po' a indagare. Io non sono figlio d'arte, nel senso che comunque appartengo a gente comune, normale, insomma, nessuno della mia famiglia è mai stato musicista, né dalla parte di mia madre né di mio padre, quindi veramente l'unico musicista della famiglia sono io. E mi sono dovuto scoprire proprio da solo, ho iniziato così a interrogare un po' gente che ne sapeva di più, e pian piano ho maturato sempre più questa passione, questa voglia di andare avanti, fin quando questo ovviamente alternando un po' i vari lavori che ho fatto durante il corso della mia formazione iniziale, dai 17-18 anni fino ai 26, quindi sono passati tanti anni, ho vissuto all'estero, ho girato un po' l'Italia alla riscoperta anche di quello che volevo fare, fin quando poi ho deciso di studiare seriamente, quindi di iniziare a frequentare il conservatorio, perché mi sono detto: se devo fare il musicista professionista, allora voglio titolarmi, voglio farlo seriamente. Allora ecco che ho iniziato questo percorso accademico che ho portato a termine per tutto l'arco degli anni appunto necessari per titolarti, e così poi ho iniziato a fare i miei primi concerti. Da cosa nasce cosa, dai tanti concerti che ho fatto poi ho conosciuto tanta gente, mi sono aperto una strada nell'ambito della musica lirica,
del circuito delle bande lirico-sinfoniche. Parallelamente poi ho fatto anche, mi sono dato un po' anche al pop lirico, nel senso che ho iniziato a incidere dischi con alcune case discografiche, con alcune etichette, e diciamo che siamo arrivati oggigiorno, conto circa 800 live che ho fatto in giro per il mondo da 10 anni a questa parte più o meno. Ho inciso 4 dischi più o meno, tra un EP, 2 dischi, 5 dischi, 3 di Natale, un EP e altri 2 singoli. Il prossimo disco è un'uscita a luglio con l'etichetta della Boot Recordings di Nicolò, che tu ben conosci. Infatti, a tal riguardo vorrei proprio ringraziare Nicolò Pentimone della Boot Recordings, perché è un amico, ma soprattutto è una persona che ci mette l'anima e il cuore nel seguire voi artisti in tutto e per tutto. Quindi grazie. Certo, io saluto e lo ringrazio, ma Nicolò, io e lui andiamo d'accordo perché lui è preciso come me. Io sono un maniaco della precisione, delle cose fatte per bene. Anche se ci vediamo molto poco, perché abitiamo in 2 regioni d'Italia differenti, lui è pugliese, io sono campano, lui vive a Gravina e io vivo a Napoli, però devo dire che quelle poche volte che ci sentiamo centriamo subito l'obiettivo, perché navighiamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi ci capiamo subito, già sappiamo un po' l'obiettivo che ci prefissiamo, con quali mezzi lo dobbiamo raggiungere. Devo dire la verità che lui è veramente una risorsa, fossero tutti come lui oggigiorno, veramente, per il carattere che mette proprio durante il lavoro, per il rapporto che instaura e per la serietà. E comunque grazie Nicolò, insomma penso che possa bastare. È così anche anche con i collaboratori, quindi posso dire che così con me e anche con Angelo Di Maio della Galaxy Eventi, con cui insomma ci interfacciamo, è proprio così, ci mette anima, cuore, professionalità, impegno e serietà, che non è proprio così comune oggigiorno, soprattutto in questo ambito, in questo mondo. Assolutamente no, anzi, si lascia molto alla parola ma poco ai fatti, devo dire. Io ne ho incontrati tanti di produttori, etichette, case discografiche, e ti posso dire che il 90% di loro sono ragazzi improvvisati, sono ragazzi che comunque non sanno il mestiere, che comunque dei quali c'è poco da fidarsi, c'è poco da veramente. E invece Nicolò è veramente una persona a parte. Io spero veramente di potermi sempre mantenere, ma sicuramente, guarda, con lui siamo al 3° disco, se non sbaglio, con lui questo qui è il mio 3° disco, l'ultimo l'abbiamo fatto uscire a Natale, 8 brani natalizi, solo pianoforte e voce, e devo dire che ha avuto i suoi risultati. Poi il mese scorso mi ha dato i risultati delle vendite online in tutto il mondo, e questo chiaramente grazie a Nicolò. Certo, grazie a Nicolò, grazie a Nicolò, ma anche grazie ovviamente, sicuramente Nicolò ha messo del suo, però se non ci fosse il talento e la bravura da parte del cantante, quindi il merito almeno è da dividere, no? Ma sì e no, nel senso, è chiaro, tu se non sai fare il tuo mestiere è meglio che ne fai un altro, e siamo d'accordo, però sai, tante persone oggi guadagnano tanti soldi, e ti dirò, c'è gente molto più brava che ne guadagni molto di meno, e allora ti chiedi come fa uno meno bravo dell'altro a guadagnare molti più soldi di lui, e perché ha alle spalle persone come Nicolò, voglio dire, ecco, di quella taratura, che riescono a farti raggiungere vette che magari quelli più bravi di te non riescono a raggiungere, perché non hanno alle spalle persone come Nicolò o simili. Cioè il discorso stiamo facendo, non è che no, però, ci mancherebbe. Generalizziamo e parliamo, nel senso che assolutamente io chiaramente cerco di fare il mio, di ricambiare questa serietà sia con il pubblico, sia con quelli che ascoltano, e sia con quelli con i quali tu lavori, quindi è importante molto la serietà oggigiorno. Io ci tengo molto a questa cosa, ma
purtroppo è una parola in via di estinzione, non si sa con quale altra parola sarà sostituita, ma ce la teniamo ancora stretta, dai. Torniamo alla vera protagonista, la musica lirica, la tua professionalità. Iniziamo a far ascoltare, io le definisco le opere d'arte, perché comunque chi canta, facile fare lo speaker e il DJ, ma ancora più difficile obiettivamente è trasmettere con la propria musica e la propria arte. Con quale brano vogliamo iniziare? Presentalo tu. Ma guarda, io giusto qualche minuto per dire che questo prossimo disco che uscirà a luglio sarà dedicato ad Enrico Caruso, del quale ricorrono i 100 anni dalla scomparsa il 2 agosto prossimo, e quindi ho voluto omaggiare questo mio conterraneo, questo grandissimo personaggio napoletano che ha reso Napoli celebre in tutto il mondo e il bel canto italiano celebre in tutto il mondo, con questo nuovo disco di 8 brani. Cora Ingrato è stata scritta per lui, da questa delusione incredibile che ebbe dalla sua compagna con la quale lui ebbe 2 figli. Lei purtroppo lo lasciò per un altro, e da questa incredibile delusione che poi si ripercosse su di lui per tutta la sua vita nacque questa canzone. Io dico sempre che fu una cosa tragica dalla quale nacque una cosa stupenda, che è Cora Ingrato, che appunto ho inciso e voglio riproporre per questo lavoro. Ascoltiamola. Beh, l'emozione che sei riuscito, che riesci a trasmettere è immensa. Io invito sempre gli ascoltatori e le ascoltatrici, non perché io sia chissà chi, ma ad ascoltare la musica
ad occhi chiusi, per concentrarsi meglio e assaporarla meglio, e l'ho fatto, e ti posso garantire che l'emozione che mi hai trasmesso è stata immensa. Mi sembrava quasi veramente di sentire Caruso, e bravo, complimenti, magari, ma figurati. Ho detto quasi Caruso, non ho detto Caruso, ho detto quasi Caruso. Caruso è un artista. No, ma allora Caruso, il discorso sai qual è? Che è un artista che è morto 100 anni fa. È stato il primo a incidere dischi, il primo in assoluto, nel 1904. È stato il primo cantante in assoluto a incidere la sua voce. Voglio dire, con i sistemi che c'erano 120 anni fa rispetto a quelli di oggi, non abbiamo chiaramente un qualche cosa di autentico tanto da poterlo valutare. Quindi voglio dire, se Caruso ha dato quei risultati con quei sistemi, con la tecnologia che c'è oggi, chiaramente si parla di un qualche cosa di ben diverso. E quindi è un artista fuori dal tempo, è molto difficile decifrarlo, è come se fosse Mozart, no? Che tu oggigiorno puoi ammirare la bellezza della sua musica, ma non la grandezza, perché è un personaggio molto molto lontano da noi. Quindi è come fa parte di quella schiera furiera, fuori tempo, della quale tu, grazie alle cose che sono rimaste, puoi apprezzare la bellezza della loro arte, ma non la grandezza appieno, perché non lo puoi vivere come un artista che puoi vivere oggigiorno, ecco, insomma. Comunque. Ecco, in questi giorni, così pensando alla nostra chiacchierata di questa sera, non abbiamo sempre la possibilità di chiacchierare con dei cantanti appunto di musica lirica. I generi musicali sono tanti, piacciono o non piacciono, ma il bello della musica è proprio questo. Quello che mi chiedevo, così pensando non soltanto Caruso, pensando anche a livello femminile alla grandissima Callas, mi sono così pensando anche ad altri tuoi colleghi famosi, per carità, senza far nomi, che sono diventati famosi grazie poi a un talent show. Tu cosa ne pensi dei talent show, soprattutto in un settore come la lirica, la musica lirica? Allora, io non sono per i talent show, insomma, se tu mi fai la domanda direttamente ti rispondo. Per me il talent show purtroppo è un ambiente dove si calpesta un po' la dignità dell'artista. Anche qualsiasi cantante degli anni 60, agli anni 70, agli anni 80, oggi andasse a un talent show si prenderebbe una pioggia di pomodori addosso che nessuno si potrebbe mai immaginare. Perché? Perché chiaramente un cantante può piacere a un pubblico, non può piacere a un altro. Voglio dire, io ti dico, non mi sentirei mai di andarmi a sedere dietro una poltrona e di dirmi tu vali, tu non vali, tu hai fatto bene, tu hai fatto male, tu così e tu così. La vedo una cosa talmente lontana dall'arte e da una dignità artistica, che purtroppo non lo so, io mi ci vedo lontano, non riesco a medesimarmi in quelle persone che si siedono e giudicano i ragazzi che stanno davanti a loro. Però purtroppo è la realtà moderna. Una volta c'era Canzonissima, oggi c'è il talent show. Una volta c'era Castrocaro per le nuove voci, oggi ci sono Amici, ci sono queste cose così. Però il problema resta ai ragazzi che ci vanno e che poi vengono purtroppo cacciati via in modo o nell'altro, e che non è che non sono bravi, hanno il loro pubblico. Però insomma io non sono, ti ripeto, per i talent show, perché ogni artista sa fare delle cose, eccelle in talune cose, non eccelle in altre cose, ma questo in qualsiasi artista, anche Gianni Morandi, anche Massimo Ranieri, anche Albano, qualsiasi artista sarebbe giudicato bene e male in un talent show, perché chiaramente ha delle caratteristiche ma non ne ha delle altre. Quindi
Ecco, ma secondo Antonio Guida, un cantante per essere completo che requisiti deve avere? Soprattutto poi un cantante lirico. Ma un cantante lirico per essere completo deve essere anzitutto una persona molto intelligente. Lasciamo scontata la voce, se non hai voce non puoi cantare, quindi certo, quella lì mettiamo da parte, perché se tu vuoi fare il maratoneta e non hai le gambe non lo puoi fare, voglio dire. Allora, quindi mettiamo da parte il discorso vocale. Io ho tanti amici miei che cantano, però aspirano ad andare nei cori dei teatri, perché dice: io non riesco a fare il cantante lirico, non potrò mai fare il cantante lirico solista perché non riesco a farlo. Allora hanno delle voci stupende, anche molto più belle della mia, però vogliono andare nei cori perché non hanno proprio quella propensione a stare da soli davanti al pubblico, o comunque, anche se lo hanno fatto, si inibiscono in modo molto particolare. Allora bisogna avere un atteggiamento molto empatico con il pubblico, non esibizionista, diciamo sporco. Bisogna avere un atteggiamento umile, ma bisogna avere un atteggiamento col pubblico tale da poter dire: io ti sto dicendo questo con la mia arte, con la mia voce. Quindi la prima cosa è questo atteggiamento particolare che bisogna instaurare con il pubblico tramite il mezzo vocale. Purtroppo non tutti hanno quell'eleganza, quel modo di porgere affine e con l'attitudine, in modo da far passare il linguaggio artistico tramite il mezzo vocale. Hanno solo il mezzo vocale, ma non hanno, appunto, ti ripeto, quel modo di veicolarlo al pubblico per far passare il messaggio, il senso di quello che stai cantando. Certo. Quindi la presenza scenica, l'umiltà e il protagonismo, ma il protagonismo sano, il protagonismo vero, il protagonismo del protagonista, quindi di ciò, del personaggio che tu stai interpretando, quello vero, non quello, perché poi c'è anche chi eccede dall'altra parte, voglio dire, ed è ridicolo. E purtroppo anche quello per me non va bene. Medium sta spiritus, no, l'equilibrio è sempre nelle cose. Prima di, proprio collegandomi anche a questa tua definizione e al concetto di interpretare anche un brano, perché non è poi così facile, ognuno avrà il suo metodo, il suo modo di interpretare un brano di musica lirica. Prima quindi di farti lanciare il secondo brano che abbiamo deciso insieme in scaletta, secondo Antonio Guida è giusto o eccessiva l'importanza che oggi 2021 si dà all'aspetto scenico e alla recitazione di un brano? Ma non è che è importante, è preliminare. Mario Del Monaco, che è stato uno dei più grandi personaggi della lirica del secolo scorso, diceva: per fare il cantante d'opera ci vogliono 10 cose, l'ultima è la voce. Cioè veramente c'è bisogno di se parliamo del cantante d'opera proprio a sé stante, però ti dirò, oggigiorno il discorso scenico si è esteso molto anche nell'ambito del pop, e questo sinceramente mi fa piacere, perché vuol dire che un cantante non vive più quella staticità sul palcoscenico e quella freddezza del solo cantare e andarsene via. Ho avuto il piacere di vedere, ma parlo anche per i rapper, questi ragazzi che in qualche modo gesticolano in base al loro stile, in base alla loro cultura, se vogliamo, di massa, per far passare scenicamente quello che vogliono dire. Si sposta questa cosa anche negli altri generi, si sta spostando, e questo mi fa piacere. Il principe di tutto questo chi è? Il cantante d'opera, perché il cantante d'opera non è altro che un attore in scena che, anziché recitare quella parte di Otello, di Traviata, di Falstaff o qualsiasi opera sia, la sta cantando. Ma se non sa recitare, il cantante d'opera non lo puoi fare al massimo il concertista,
ma anche il concertista però deve porre in essere una semiscena, anche se sta fermo davanti a un microfono, perché altrimenti anche quello diventa stancante. Quindi Certo. la recitazione alla base, e questo è un altro tassello importante che non tutti hanno. Io conosco colleghi miei che hanno delle voci straordinariamente belle, ma non sanno assolutamente interpretare da un punto di vista gesto visivo il personaggio, o altri che invece sono bravissimi a recitare e hanno voci molto più modeste. E quindi parliamo sempre di questa linea mediana che deve intercorrere tra presenza scenica, perché ci vuole anche quella. Oggi vige la bellezza, non è più il tempo dei personaggi brutti, voglio dire, no. E questa è una tematica un po' particolare. Dice, allora uno che è brutto non deve cantare. Non è che uno che è brutto non deve cantare, però purtroppo viviamo nell'era del consumismo, e quindi persone che vanno a teatro vogliono vedere sul palcoscenico ragazzi belli e ragazze belle, perché per il gusto anche di vedere qualcosa di bello, di estetico, vogliono compiacersi anche della figura. E infatti se tu ci fai caso e vai a dare una sbirciata su YouTube alle ultime produzioni che stanno facendo, i soprani sono tutte belle donne, i tenori sono tutti bei uomini. Poi voglio dire, la bellezza è soggettiva, ma si punta molto alla bellezza oggettiva in quel caso, cioè si cerca di prendere la figura bella per compiacere anche un discorso estetico. Quindi bella presenza, e poi l'arte, chiaramente l'arte, la recitazione, la tecnica vocale, e il tutto deve reggere giustamente il personaggio. Allora, io ho una domanda in serbo un po' provocatoria, un po' pungente, ma prima di fartela, quindi lanciamo questo teaser radiofonico, ti chiedo di lanciare tu il prossimo brano. Allora, il prossimo brano è un brano enigma, perché se Caruso è morto nel 21 e la Turandot è stata scritta e promossa nel 27, vuol dire che Enrico Caruso non ha mai potuto cantare Nessun dorma. E allora ecco che l'ho proposta io a mo' di novità, la regina delle romanze operistiche, Nessun dorma, per tutti i miei fan, i tuoi radioascoltatori e quant'altro, insomma, per questo omaggio ulteriore al re della lirica che non ha mai cantato, non si è mai congiunto alla regina delle romanze dell'opera lirica. Ascoltiamola. Guardi
Emozioni veramente a non finire, e la chiusura poi di questa nostra chiacchierata sarà ancora più emozionante perché sono molto legata al brano che andremo ad ascoltare al termine di questa nostra chiacchierata. Ho detto prima che ti avrei fatto una domanda un po' così, un po' pungente. Dico pungente perché secondo alcuni l'ambiente teatrale potrebbe essere definito una sorta di nido di vespe. Ecco perché il pungente. Tu sei d'accordo o no su questa definizione che alcuni tuoi colleghi hanno dato? Ma non è mica l'unico nido di vespe. Allora, non è che è un nido di vespe, perché se la lirica è un ambiente di nicchia, questo è un dato di fatto oggettivo. I Maneskin, che hanno vinto il Sanremo di quest'anno, sì, hanno la stessa problematica, tra virgolette, di emergere alla pari di un cantante lirico, alla pari, se vogliamo metterla, non del volo no, ma di un cantante lirico, perché anche i Maneskin, adesso ti spiego un po' il discorso del paragone, fanno musica di nicchia, loro trattano il metal, che comunque non è così conosciuto in Italia come il rock di Vasco Rossi o come il rock della Nannini o come il rock di Ligabue e quant'altro. Un cantante lirico che canta una qualsiasi cosa, chiaramente non è il cantante pop alla Biagio Antonacci, alla Tiziano Ferro, questi qua che riempiono gli stadi. Quindi hanno oggettivamente, ma anche la musica popolare, i cantanti popolari che trattano e fanno solo musica popolare, sono purtroppo generi di nicchia, è un dato di fatto. Ma la nicchia perché è nata? La nicchia è nata perché c'è stato chiaramente un discorso di succedersi dei tempi. Se la lirica riempiva i teatri nell'Ottocento, chiaramente man mano che i decenni si sono susseguiti, non è che i teatri non si riempiono più, ma le nuove generazioni hanno riscoperto nuovi generi. Io non è che vado a giudicare la musica trap o i cantanti rapper o quant'altro oggi si sente, se vogliamo, quasi esclusivamente nelle radio, perché siamo in questo periodo. Voglio dire, io canto Cuore Ingrato e canto Nessun Dorma, ma devo fare i conti con chi a 20 anni si tatua metà corpo, si buca il naso, la fronte e quant'altro e si mettono a cantare testi rap e trapper, ma io non posso giudicare perché il periodo è quello. Voglio dire, anche negli anni 60 c'erano nuovi generi che chiaramente erano totalmente sconosciuti dal decennio precedente. Anche Elvis Presley, quando nacquero i Beatles andarono in America, Elvis Presley fu mandato a casa. Stiamo parlando di uno che ha venduto 1 miliardo di dischi. Voglio dire, ogni epoca ha avuto i suoi protagonisti che poi hanno mandato a casa gli altri. La lirica fa parte della cultura italiana nel mondo e che quindi resterà sempre tale, resterà sempre un po' la base sulla quale si poggeranno le altre arti musicali, ma è un'arte di nicchia, lo resterà, lo sarà sempre. Speriamo che comunque le nuove generazioni, perché nasceranno sempre voci liriche che manterranno alta la bandiera. Una voce lirica non è che può fare sì, oggi c'è un po' questo parallelismo che si chiama pop lirico, del quale faccio parte anch'io, va bene? Voglio dire, in Serie A giocano il Volo, giocano Andrea Bocelli e qualcun altro, in Serie B e in Serie C giochiamo noi e va bene, però voglio dire, nasceranno sempre voci liriche che manterranno alte le bandiere del teatro, sempre. Voglio dire, La Traviata, Il Trovatore, Il Rigoletto, Pagliacci, Cavalleria Rusticana avranno sempre quel fascino che avvolgerà le menti e i cuori delle persone sensibili, e poi si riscopriranno magari a una certa età. Tu pensa che io ho portato mia madre in teatro per la prima volta quando lei aveva 55 anni. Lei non è mai stata in un teatro d'opera. Lei ha detto: io non vedo l'ora di tornare. Le ho raccontato la trama dell'opera, lei ha ascoltato, che era la Tosca se non sbaglio, ha ascoltato l'opera e è rimasta estasiata. È la prima volta a 55 anni entrare in un teatro d'opera. Chiaramente lei ha scoperto un altro mondo
la lirica è di nicchia anche perché non la si fa scoprire, ragazzi, ma non è che la si fa scoprire mettendo la Traviato su Rai 5. I ragazzi bisogna portarli in teatro, bisogna coinvolgerli, fargli scoprire questo luogo magico, affascinante, misterioso, incredibilmente bello, e poi fargli vedere la magia dei cantanti che cantano con questa musica che esce dal loro fisico. Insomma, di lavoro da fare ce n'è tanto, ma non vanno comunque giudicati nuovi generi perché fanno parte delle epoche che si succedono. Ascolta, mi piace molto la passione che traspare. Io ho la possibilità di vederti anche in video e quindi si nota, ma anche soltanto ascoltandoti si percepisce che il tuo lavoro lo fai con passione, con dedizione, con amore, con professionalità. C'è uno spettacolo ideale in cui vorresti cantare? Ma tu mi hai fatto una domanda di $1 milione. Tu mi hai fatto una domanda di $1 milione. Guarda, io amo il varietà, amo molto, al di là degli acuti, della voce lirica. Io sono un personaggio molto istrionico, sono anche autore dei miei spettacoli che scrivo, ne ho fatti tanti, ne ho scritti tanti. Stamattina ho parlato con un altro produttore che mi ha chiesto di scrivere uno spettacolo proprio su Caruso che lui vuole promuovere. Io gli ho parlato di un progetto. Allora, oggi come oggi, valutando, ecco, adesso non abbiamo ancora parlato del Covid, ma non è il caso di farlo se non accennare in modo trasversale in questo momento la pandemia. Ci stiamo riprendendo, si spera, da un periodo non nero, ma molto di più, specialmente noi artisti. E allora io penso e credo che mai come in questo momento, da adesso in poi, la gente ha bisogno di dinamismo, la gente ha bisogno di ridere, la gente ha bisogno di essere coinvolta, la gente ha bisogno di emozionarsi, ma non emozionarsi solo con un acuto, la gente ha bisogno di emozionarsi a 360 gradi, la gente ha bisogno di essere coinvolta, di tornarsene a casa e di dire che bella serata che ho trascorso. E allora lo spettacolo del quale io vorrei far parte è lo spettacolo che sono gli spettacoli che io da sempre ho scritto, e cioè quegli spettacoli pieni di dinamismo. Tante volte mi hanno chiamato a sostituire in altri spettacoli, ma mi accorgevano che erano spettacoli sterili, chiaramente scritti da altri autori, non perché voglio giudicare gli altri autori, ma erano spettacoli, ecco, di nicchia, si riproponeva sempre la stessa cosa, occorreva solo la voce che cantava. E allora, colleghi, siamo usciti ormai, siamo entrati in una nuova era dove penso che mai come in questo momento la musica diventa importante, perché abbiamo il compito di riprendere le persone che hanno subito molto durante questa pandemia, hanno subito frustrazioni, hanno subito delusioni, hanno subito perdite, e allora a noi il lontano quanto umile compito di accendere dei bei momenti, delle belle emozioni, e questo io credo che lo si possa fare solo ed esclusivamente tramite il dinamismo, una sorta di opera d'arte totale, chiamiamola così. Ci deve essere tutto nello spettacolo, ci deve essere entusiasmo, ci deve essere musica, ci deve essere voce, ci deve essere coinvolgimento. Quindi questo è lo spettacolo del quale io vorrei far parte, che sto già scrivendo, ho quasi finito, se vogliamo, di scriverlo. Speriamo di poter che il destino ci possa far tornare quanto prima in mezzo alla gente come quando era prima della pandemia, ma quella è un'altra era, ormai quell'era lì non ci riguarda più, quelli sono tempi passati. Io se guardo un mio spettacolo che ho registrato 2 anni fa, mi sembra la preistoria, perché il volto della gente era differente. Adesso purtroppo, non diciamo purtroppo, diciamo per fortuna, è cambiata era, è cambiata epoca, e noi abbiamo il compito di prendere atto di tutto questo e di dire andiamo avanti adesso con quello che c'è rimasto, ricostruiamoci il boom economico dopo la guerra. Ecco, abbiamo il compito di porlo in essere e dobbiamo farlo. Lo spettacolo
al quale io vorrei partecipare è lo spettacolo che, pieno di emozioni, sotto tutti, anche con una battuta di una non lo so, una battuta di uno stornello romano che possa far sorridere la gente in quel momento, che possa appunto coinvolgerla a 360 gradi per far sperare sempre più l'uditorio, le persone che vengono ad ascoltarti in un futuro migliore. Ottimo, lo speriamo, ce lo auguriamo veramente con tutto il cuore. In ultima battuta, prima di farti lanciare l'ultimo brano, che non vedo l'ora perché sono molto molto legata al brano, appunto, non voglio non far capire nulla, insomma. Ultimissima domanda, oltre che poi dire a tutti naturalmente i tuoi fan, i nostri ascoltatori, come poterti seguire, se c'è qualcosa appunto alle porte, come l'hai già accennato un attimo fa, pensi che la musica lirica possa avere comunque ancora un futuro o qualcosa di estemporaneo? Anche la musica lirica si sta evolvendo e quindi, come già abbiamo accennato prima, sì, oggi i cantanti lirici hanno messo anche un po' il piedino nella musica pop, e allora è stato coniato un po' questa locuzione pop lirico, il cantante sì, appunto, che fa quello e quello. No, ma io mi riferivo proprio alla musica lirica, tralasciando sì, il pop. Ma la musica lirica non morirà mai. Se mi permetti, io vorrei solo che si facessero solo un po' di opere più belle. Basta con questa traviata, e mi sembra che i teatri non sanno suonare d'altro. Basta con questa morte di tisi, con questa ragazza che muore di tisi col vestito bianco addosso, e buonanotte a tutti quanti. Ci sono altre opere incredibilmente belle. Diamo al teatro, diamo un'offerta al pubblico che paga un abbonamento annuale di una varietà di opere italiane, ma e anche straniere. Rivalutiamo Wagner, rivalutiamo Mozart, perché rivalutiamo ancor più il nostro Donizetti, perché purtroppo chi è nell'ambiente sa di cosa sto parlando. Ci fanno molto poco, basta con sempre le stesse opere di repertorio, come se io mi metto a cantare O Sole Mio per i miei prossimi 20 anni, 30 anni, ma basta. Voglio dire, ci sta pure una volta ogni tanto, siamo d'accordo, ma la musica lirica, le opere liriche, ce ne sono tante di straordinariamente belle. Facciamole riscoprire, diamo un'offerta al pubblico, facciamo riscoprire, diamo un'emozione in chiave lirica a un pubblico anche con un'opera differente. Non ultimo quella che ti faccio ascoltare adesso sul finale. Cavalleria rusticana è una delle opere più belle, e Pagliacci, ma sono due delle opere made in Italy, ecco, che rispecchiano, adesso ci vuole la tua trasmissione, ma tra le più belle che siano mai state concepite, tra le più belle veramente, e si fanno molto poco, e questo mi dispiace, perché io, come appena accendo Rai 5, la Traviata, la settimana dopo è la Traviata, e la settimana dopo è la Traviata, e forse parte la musica del Rigoletto. Dobbiamo finirla con questo luogo comune che la gente conosce solo questo. Siete voi che gli date solo questo, ma dategli da mangiare anche un gelato alla fragola, probabilmente scopriranno anche il piacere e il gusto della fragola. E quindi l'unico appello mio: sono morte le opere, perché non le ripropongono più? Ma la musica lirica è chiaro che vivrà sempre in eterno, perché lo Stato fornisce il FUS ai teatri, perché comunque la lirica ha il suo fascino, perché i teatri, voglio dire, i massimi cittadini risuonano dal Metropolitan di New York allo Staatsofen di Vienna, al San Carlo di Napoli, alla Scala di Milano, a quello di Sydney, eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo collegamenti importanti della lirica in tutto il mondo, e io mi auguro solo che, al di là, ti ripeto, delle opere solite, delle solite canzoni, ecco, alla Carlo Conti, perché insomma Carlo Conti è vero, però se bruciasse la città, il cielo in una stanza e Maledetta primavera, d'accordo, ma ci sono tante altre belle canzoni che però ultimamente stanno uscendo fuori, fortunatamente. Allora ci sono tante belle opere liriche delle quali la gente ha bisogno, riproponiamole nei teatri.
Assolutamente, mi unisco al tuo appello, speriamo che chi di dovere, magari o chi è vicino a chi di dovere, possa far arrivare questo messaggio concretamente. Allora, io me lo auguro. Ce lo auguriamo, guarda, ma veramente. Ascolta, stiamo ormai in chiusura, quindi ti chiedo nel ringraziarti naturalmente per la tua pazienza, nell'aver aspettato, la tua disponibilità. No, questo è doveroso, ma soprattutto per averci illuminato con questa chiacchierata su un mondo che non tutti conoscono, Certo. ci ha insegnato qualcosa di più e quindi in primis a me ti ringrazio naturalmente. Vorrei soltanto che tu potessi dire ai tuoi fans, ma ai nostri ascoltatori anche, ascoltatrici, come fare per seguirti, se ci sono, insomma, se sta per uscire qualcos'altro e soprattutto poi lanciare il brano. E io ringrazio naturalmente sin da ora tutti coloro che sono stati in ascolto, il mio direttore tecnico e regista. Allora, Francesco Zecchillo, io ti ringrazio, ringrazio Francesco, ringrazio a te Alessandra, ringrazio a Nicolò per l'opportunità che mi ha dato anche questa sera di conoscere voi. Allora io dico, una volta almeno, chi non è andato in teatro, andate almeno una volta nella vostra vita in teatro, almeno una volta, poi non ci andate più, vabbè, ma almeno una volta lasciatevi sedurre da questa magia. Poi dice non ci voglio andare più, non ci andate più, voglio dire, nessuno vi obbligherà mai, ma almeno una volta nella vostra vita lasciatevi sedurre dalla magia di un'opera lirica. Vi comprate un bel libretto, ve la leggete un po' e andate a seguirla, poi tornate a casa, vedrete già vostro marito, vostra moglie con una faccia diversa, i vostri figli, la realtà, il vicino che vi sta di fronte. Io che cos'altro vi posso dire? Lascio la buonanotte, vi do appuntamento. Allora, seguitemi sulla mia pagina Facebook, perché ci sono tante cose in programma, ma per i problemi che tutti conosciamo purtroppo non sono ancora confermate, perché se questi benedetti numeri caleranno, le cose, come sapete, andranno bene. Viceversa, dobbiamo soprassedere. Noi però siamo ottimisti, dunque io vi invito a seguire la mia pagina Facebook per aggiornarvi su questo mio nuovo spettacolo, Per 100 anni Caruso, uno spettacolo recitato e cantato che narra delle vicissitudini molto particolari della storia di questo grande personaggio napoletano, con appunto le grandi melodie da lui lanciate. Io vi lascio la buonanotte e vi lascio con l'intermezzo cantato della Cavalleria Rusticana, sul quale sono state scritte poi le parole dell'Ave Maria, questa opera meravigliosamente bella e affascinante. Assolutamente. Grazie ancora Francesco, grazie ancora Alessandra e grazie a tutti i tuoi radioascoltatori. E grazie anche ai tuoi fan che ci hanno seguito, grazie soprattutto a te e per quello che fai e per portare la tua opera, la musica lirica, non soltanto in Italia ma anche ovviamente nel mondo, perché ricordiamo che tu sei un artista a 360 gradi, quindi grazie a te. Me lo auguro con la croce. Grazie a voi. Sì. Buonanotte, grazie, ciao. Ciao.
No